Radio Magica presenta Una scalinata verso il cielo. Era primavera e io ero un bambino. Nonno, tu che sai tante cose, mi spieghi cosa è la guerra? Il nonno mi sorrideva, ma aveva gli occhi lucidi. Mi chiedevo se avevo fatto bene a fargli quella domanda. La guerra è una cosa che inizia tra gli evviva e il rullo di tamburi e finisce per portare solo morte e pianto. Pochi giorni dopo, il nonno mi prese in disparte e disse: Piero, ho già parlato con la mamma. Domani prendiamo la corriera e facciamo una gita. Ti porto in un luogo dove la guerra riposa. Anche se non avevo capito del tutto cosa intendesse, ero felice di passare una giornata con lui. La corriera venne a prenderci in una via vicino a casa. E dopo circa un'ora di strada si fermò in un piazzale. Insieme ad altri pochi passeggeri, io e il nonno scendemmo. Davanti a noi un'enorme scalinata che puntava verso il cielo. Di fronte una collina. Quella è la collina di Sant'Elia. Lassù erano sepolti i corpi di tanti soldati prima di essere trasportati qui, alle pendici del monte Sei Busi, in questo sacrario. Nonno, cos'è un sacrario? Il nonno si lisciò i baffi. Il sacrario è un luogo sacro dove riposano i corpi di persone a cui dobbiamo qualcosa, persone da ricordare. Questo è il sacrario militare di Re di Puglia, detto anche il sacrario dei 100.000. Centomila cosa? 100.000 soldati? No, meglio 100.000 uomini sepolti qui. Superammo la grossa catena di un'ancora e incominciammo a salire. Davanti a noi degli enormi graduni di pietra bianca del Carso. Sono 22, nonno. E sotto giacciono quasi 40.000 soldati. Puoi leggere su quelle lapidi di bronzo i loro nomi, messi in ordine alfabetico, così che parenti e amici possano dedicare loro una preghiera. Continuammo a camminare al lato della scalinata, tra alti cipressi. Io mi guardavo intorno stupito. Il nonno era più silenzioso del solito. Arrivati in cima, dietro all'ultimo gradone, dissi: E quelle tombe di chi sono, nonno? In quelle 2 grandi tombe comuni, ai lati della cappella, riposano più di 60.000 soldati. Di nessuno di loro si sa il nome. Li chiamano militi ignoti.
vuol dire che nessuno sa chi erano, dove abitavano, che lavoro facevano. Quegli uomini, Piero, sono ignoti a noi, ma ne sono certo, sono noti a Dio. Nonno, perché dici che i soldati riposano? Sono morti nel frastuono di un cannone, nello scoppio di una bomba, e ora hanno diritto di riposare in silenzio sotto un cielo infinito. Avemmo il tempo di visitare la cappella dove erano conservati oggetti appartenuti a soldati italiani e a soldati austro-ungarici. Il nonno mi disse che chi muore in guerra ha lo stesso destino, sia che vinca, sia che perda. Da ultimo, ritornando al primo gradone, il nonno mi portò davanti a una tomba. Lì dorme l'unica donna sepolta nel sacrario. Era un'infermiera della Croce Rossa che prestava soccorso ai feriti in battaglia. Morì di febbre spagnola. Il suo nome era Margherita. Il nonno, in uno slargo, aveva raccolto una margherita e ora me la porgeva. Posala dove Margherita dorme. Resterà lì finché il vento non la soffierà altrove. Quel giorno riprendemmo la corriera e per tutto il viaggio di ritorno il nonno tenne la mia mano nella sua.